È finita la preparazione, sono terminati gli schemi, le tattiche e tutto il resto. Adesso la parola va al campo. Buon pomeriggio amici di Sportissimi, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi il primo turno di Coppa Italia Serie C1 che vede affrontarsi Tremme Calcio a 5 e Merlo. Una sfida sicuramente molto interessante che porterà due formazioni a un po' scoprire le carte, diciamo così. Chiaramente da un lato una formazione come quella delle Tremme Calcio 5 di casa, oggi al Pala Don Bosco, la prima tra l'altro tra queste mura, nel nuovo campo che accoglierà infatti le partite casalinghe della squadra del presidente Angelo De Simone. Nel frattempo però noi stiamo iniziando la nostra partita, vediamo anche l'ingresso in campo delle due formazioni, in particolar modo prima entra la Merlo, squadra invece neopromossa, poi segue anche la squadra di casa delle Tremme Calcio con tantissime, ma veramente tantissime novità. Nel frattempo noi continuiamo con la nostra introduzione perché dicevamo che sono due formazioni che dovranno finalmente scoprire le carte. Da un lato una squadra neopromossa come la Merlo, che ha ottenuto un grande successo nel campionato di Serie C2 Girone A dello scorso anno con 49 punti più 5 sulla città di Marsala, superando oltre appunto la squadra delle città di Marsala anche il Figarazzi, gli Emiri, il Pioppo, insomma una serie di formazioni molto temibili, ma la squadra di Mister Gallo ha avuto la meglio, è stato confermato con grandi meriti in questa stagione, la prima in un campionato come quello di C1. E adesso c'è invece il momento di contendersi i punti. Non siamo ancora al campionato, però si contendono una qualificazione in Coppa. Ricordiamo andata e ritorno tra queste due formazioni, con il Tremme Calcio 5 che presenta veramente tante nuovamente rispetto allo scorso anno, che invece è rimasto è Alessandro Norfo, così come Giuseppe Tripoli. Però per Norfo in realtà è un discorso un po' diverso, perché lo scorso anno ha concluso l'annata con l'Atletico Monreale, poi è tornato invece qui sotto l'ala protettiva di Angelo De Simone, il presidente, che oggi ha veramente costruito una formazione molto forte. Vediamo il primo che va sul pallone, è un giocatore che indossa la maglia numero 10, stiamo parlando di Carlo Amici. Poi la rosa Runfolo Pitarresi, che è anche la fascia da capitano, e tra i pali dovrebbe andare probabilmente Tripoli, no, perché Runfolo in realtà è l'under, quindi Norfo dovrebbe andare, infatti ma proprio Alessandro Norfo. Infatti noi invece vi presentiamo il nostro meraviglioso scoreboard che recita dei risultati di 0-0, ma c'è veramente tanto tempo ancora. Tra i pali invece per la Merlo in maglia arancione fluo vediamo Francesco Faia, poi a completare Maniscalco, Sorrentino, Condori e Molinaro. Questi dunque i 5 scelti da Mister Gallo per questi 20 minuti di tempo effettivo, chiaramente dunque 40 totali, ma poi sappiamo benissimo che non saranno mai soltanto 40 minuti, ci terremo compagnia per tanto tempo, probabilmente per un'oretta e mezza, ma siamo pronti e carichi per questa prima stagionale che vedrà scendere in campo, ripetiamo, Merlo e Tremme Palermo. Il primo pallone verrà mosso dunque da Michel Condori. Oggi abbiamo anche una grossa fortuna, perché qui al campo del Pala Don Bosco è presente dinanzi a noi il timer che ci dà infatti contezza di quello che è il tempo effettivo. Una grossissima fortuna chiaramente, perché potremo sia darvi la possibilità di vederlo voi stessi il tempo rimanente, ma anche noi stessi poter capire quanto effettivamente sia stato gioco, quanto manca soprattutto, ma anche il risultato, come se per esempio una mano, ma anche chiaramente i falli. E inizia qui la partita, inizia qui la stagione di Merlo e Tremme Calcio a 5 con Molinaro che riceve da Sorrentino e chiama in casa Maniscalco, e Sedi la Rosa fai allontana subito e si torna dalle parti di Alessandro Norfo, che tocca il pallone adesso e lo rimette in gioco dalle parti di Aleandro La Rosa, lui che è stato uno degli acquisti più importanti di questa stagione dal Mistral Carene, dalla Serie B, insomma
che ha accettato di scendere di categoria, però lo ha fatto per un progetto che è veramente tanto ambizioso. Non si è nascosto Mr. Mosca quando ha parlato ai microfoni della società. La Rosa palla sul secondo palo, Molinaro chiede molto bene di fatto e subito la Merlo con il Sorrentino che viene servito un po' troppo in profondità, pallone giusto però troppo veloce di Sergallo, infatti un po' si arrabbia con i suoi, diceva ovviamente di darlo in maniera più corta, più sul piede. Sorrentino è un giocatore che vuole il pallone lì perché sa bene che con la sua tecnica può fare ciò che vuole. Intanto Ruffolo va a girarsi, tipo panchina per Calvaruso, ci aspettavo forse un ingresso dal primo, però ricordiamo la regola degli under, bisogna che ci sia almeno uno in campo. È stato scelto Ruffolo con Norfo tra i pali e poi Maniscalco con Dori. Attraverso il campo Sorrentino va giù, però si continua, non c'è fallo da parte di Ruffolo. Amici, la Rosa è salta l'uomo, va sul mancino con Dori, molto bravo, che è il secondo dribbling che non va a buon fine per Aleandro La Rosa, deve forse un po' adattarsi ancora al campionato di C1, perché invece è abituato a campi anche più alti. Pitaresi di testa, poi La Rosa, allargate per Carlo Amici che cerca subito il mancino, Sorrentino allontana, poi Maniscalco mette una pezza probabilmente anche migliore rispetto a quella messa da Sorrentino e dunque rimessa laterale, non c'è veramente un momento per fermarsi. Sono passati circa 1 minuto e 50. Pitaresi prova a sfondare tutto, poi Sorrentino palla incollata al piede, poi la finta ottima sul compagno, l'ex compagno anzi, all'isola calcio a 5. Ricordiamo infatti lui lo scorso anno vestivano la stessa maglia, poi Maniscalco qui non arriva sul pallone, diciamo invece di Sorrentino che lo scorso anno è arrivato infatti alla Merlo nel mese di dicembre. Da lì qualcosa è cambiato per la squadra del presidente Wilson Merlo, perché con l'avvento di Sorrentino la squadra ha veramente cambiato rotta, cominciando a anellare dei punti su punti, arrivando poi alla meritatissima vittoria del campionato, ricordiamo 49. Ruffolo, buono il dribbling e poi con la punta il polo addirittura a negare il gol, ma c'è stata anche una deviazione, dunque calcio d'angolo, pericolo per il Trento. Amici non è, rischia l'aggancio, si appoggia di fatti al compagno La Rosa. C'è Amici che dà l'appoggio adesso Ruffolo, torna in posizione Pitaresi. Ricordiamo questo è il primo turno di Coppa Italia, ieri è stato un piccolo assaggio di questa competizione con l'Athletic, sempre squadra facente parte della galassia, chiamiamola così, sportese. Vittoria con il risultato roboante 12-1 contro un Atletico Monreale che dopo essere partito bene in realtà nel match con il gol di Salvo Catanzaro, poi è caduta sotto i colpi sicuramente illustri di Nilmar, Restivo, Tuvè, Delisi, insomma sono tanti giocatori, già a dirne qualcuno probabilmente è riduttivo per coloro che invece non vengono citati. Una squadra che punta con il mister Niosi ai primi posti, così come il 3M calcio a 5 Molinaro. Ruffolo che con un grande lavoro offensivo, lui che è un pivot si è però fatto trovare bene in fase difensiva. Vediamo invece qui sotto i nostri schermi proprio il presidente De Simone insieme ai collaboratori, vediamo infatti anche mister Vitale che si occuperà dell'Under 19. La Rosa, ancora con Dori, molto bravo qui a non abboccare alle finte del Trento, la rimessa del 3M. Con Dori si era allontanato pensando di non aver toccato per ultimo. La Rosa apparecchia, Pitaresi, lo scambio e poi Paia ha giù benissimo Ruffolo con l'esterno, però gioca fermo. Calcio d'angolo, è andato dentro la porta il portiere, è stato veramente vicinissimo al gol 3M con il centrale, con Salvo Pitaresi arrivato direttamente dall'isola. Non è stato l'unico, ricordiamo, del rivale, perché ha fatto lo stesso percorso altri due calciatori. Stiamo parlando di Pietro Dato in panchina e poi Giacomo Catalano, oggi non convocato. La Rosa colma a destro, poi allontana, non perfetto, poi Sorrentino apparecchia per Maniscalco, Pitaresi ancora mette la gamba e ferma tutto dalle parti di Norfo. Non c'è veramente un momento di stacco in questo match.
Amici per Peter Resi. Adesso Amici la terza con il suo solito mancino per mettere in controtempo il compagno. Un pallone ottimo di Amici, infatti chi scusa. Maniscalco per Condori, qui Amici lo circumnaviga, grande intervento da parte dell'ex custode che ha vinto lo scorso anno il campionato e ricordiamo non è nemmeno l'unico di questa formazione perché con lui lo scorso anno c'erano altri due ragazzi, Baucina e Minnone, entrambi in panchina che probabilmente faranno il loro ingresso. Nel frattempo si è alzato Stefano Affaticato, anche lui del Mistral, così come la Rosa. Il penultimo ad arrivare in ordine temporale, perché l'ultimo, ricordiamo, è stato Giuseppe Ricotta, che ha vestito soltanto la maglia dello Iato, come dire della Merlo, ma chiaramente non è così perché della Merlo invece ha risposto Faglia presente. Adesso tiro di Amici. La Rosa chiede movimenti a Peter Resi, poi invece si appoggia da Ronfolo, nel frattempo continua il riscaldamento la squadra di Mister Mosca con Baucina, Ricotta e Affaticato. La Rosa, buon dribbling, va sul mancino, sterzata. Mogliero non vuole commettere fallo, poi Ronfolo! L'ha calciato con tanta potenza, come sempre, ma viene chiamato anche primo timeout. In questo caso, Mister Gallo. Piccolo momento di break dunque, in questa partita 0-0 il risultato. Sto chiamata dai due diretti di gara, si tratta del signore Massimo Seminare e Giuseppe Bargione, entrambi della sezione di Palermo. Però forse non era fatto in realtà timeout, è già terminato addirittura. Nessun cambio, dunque gli stessi 10 che hanno iniziato i primi minuti. Rufolo va sul destro, vuole cercare una conclusione, Sorrentino lo porta verso l'esterno e poi va giù nel contrasto, mismatch fisico, però viene chiamato adesso il time out perché allora deve essere probabilmente calcio d'angolo, è stato chiamato forse da Mister Mosca, forse non è contento in realtà dei primi minuti della sua formazione. Risultato di 0-0 come si può ben vedere dal nostro magico scoreboard, ma potete vederlo benissimo anche dalle display posto dinanzi a noi. Dunque una grande fortuna qui al Pala Don Bosco, un'accoglienza straordinaria perché tra il display e anche una meravigliosa torretta, insomma non possiamo lamentarci, le condizioni per lavorare al meglio sono perfette. Tempo sono tornati in campo un po' tutti, ci sarà qualche cambio perché forse Ricotta è pronto ad entrare. Infatti si torna in campo. C'è infatti un cambio con Ricotta che fa il suo esordio nel campionato di C1 e Coppa, ricordiamo, ma chiaramente nel mondo della C1, lui che lo scorso anno vestiva i colori dello Iato, ha sempre vestito quelli sia in Serie D che in C2, 2 anni in C2, un anno in Serie D, adesso la grande chiamata per un giovane dalle bellissime speranze, un altro grande acquisto del presidente De Simone, che come sempre segue la sua squadra in tutto e per tutto. Il tempo sarà calcio d'angolo, dunque confermiamo come il break, il time out è stato chiamato dalle 3 megacite, dunque non da Mister Gallo, bensì da Mister Mosca. Guardate invece la panchina rosso-blu, al momento nessun movimento. Amici, è uno schema, la Rosa ritorna da lui, poi Sorrentino per Condori, la gancia finalmente provvidenziale nel suo intervento. Adesso spazio per Molinaro, Condori, Maniscalco cerca di passare, poi la Rosa con un buon posizionamento riesce a rubare il pallone. Buon inizio anche per Maniscalco, ex Isola, Cus e Palermo Calciaci, che insomma un curriculum che è abbastanza importante nonostante la giovane età, perché ricordiamo è soltanto un 2002, dunque 22 anni. Ricotta
A proposito di giocatori invece molto giovani, Ricotta è un classe 2004, poi calcio amici con Mancino, e spinge molto bene poi e poi per Sorrentino, sempre molto tecnico con Dori, poi Norfo, la palla di Maelli non entra, occasionissima qui con Dori, forse poteva servire nuovamente Sorrentino, non l'ha fatto, rimane 0-0 il risultato. Molinaro poi vince il mismatch con l'avversario, guadagna anche una rimessa a tre da buona posizione perché è quasi un calcio d'angolo, infatti viene battuto come tale. Molinaro, Molinaro con destro, viene murato da Ricotta, qui salva veramente tutto, poi Sorrentino il break, Sorrentino allarga per Condori, amici ancora a mettere una pezza, ma sta venendo fuori anche la Merlo adesso. Guarda molto bene la squadra del presidente Wilson Merlo. Maniscalco vuole il diritto, Ricotta va giù, brutto fallo, forse un cartellino, vediamo. Signor Seminara non sembrerebbe dare infatti un cartellino, sta parlando col giovane ragazzo dicendo alla prossima però probabilmente sei a Monero, qualsiasi cosa tu faccia, che sia un pallone allontanato, una piccola trattenuta, una leggera protesta, di chi è stato veramente tanto vicino al giallo. Sarà quindi calcio di punizione, vediamo Sorrentino, batte sempre tutto lui e vorrei anche dire come dargli torto perché è un giocatore che da quelle distanze può veramente tanto fare male. Ricordo un gol sempre commentato da me di non da tanto Sorrentino, palla di Norfo, poi va giù, si aggancia con Condori e dunque la Rosa con l'esterno per chiudere, si trova che non arriva per Ricotta, aggancia, forse si allarga un po' troppo il giovane ex Iato. Amici, la Rosa può puntare, vediamo, palla sulla suola, allarga Ricotta, palla di ritorno per la Rosa, non va a buon fine, diciamo. Dunque il calcio di punizione è segnato da una posizione molto analoga al campo, paradossalmente al campo ex campo del Tren, si trattava della sfida tra Iato e Merlo, quella che ha conseguito poi quasi, possiamo dire, lo scudetto alla Merlo, perché è stato uno scontro diretto vinto in trasferta da Mister Gallo, proprio con un gol di Sorrentino da una posizione praticamente identica. Amici, intanto è stato anche Stefano affaticato al posto di Runfolo. La Rosa, Ricotta va giù, non c'è il regolare, si continua. Molinaro, Sorrentino può allargare per Maniscalco, sceglie invece la velocità, poi Maniscalco con Sorrentino, è una grandissima palla quella di Mattias Maniscalco, poi Ricotta, il tunnel riesce a passare, va giù, questa volta il fallo c'è. Grande giocata, ma che partita, che ritmi in questi primi 8 di gioco, sono 2 falli della Merlo, 1 ritorno. La Rosa, Ricotta, adesso per l'assenza di Pitaresi e Amici a fare centrale, però vediamo se affaticato potrà aiutare anche in quel tipo di ruolo, pensiamo di sì. Amici, palla dentro, la riceve, poi calcio al mancino, contro la porta, questione di centimetri. Sembra veramente aver recuperato appieno dall'infortunio di un anno e mezzo fa, un brutto infortunio, infatti l'aveva tenuto lontano, poi lo scorso anno è arrivato al CUS, ha fatto una grande finale di stagione, adesso sembra veramente il miglior. Amici, poi Norfo in arrivo! Mattias Maniscalco, 1-0 per la Merlo in trasferta, colpo a sorpresa. Atteggiamento troppo offensivo per il 3-5, un'uscita invece non impeccabile di Alessandro Norfo che si becca così il risultato di 0-1, vantaggio con Maniscalco che effettivamente era anche uno dei migliori. Nel frattempo cambio con Danilo Bongiovanni che fa ingresso al posto di Mirko Sorrentino.
La Rosa si fa vedere affaticato, lui vuole il sinistro e calcia, prende Maniscalco, poi Condori, palla che rimane lì con Giovanni, difende bene il pallone con Mancena, sempre molto tecnico il 10. E lui un ritorno in C1 dopo averla giocata con il Palermo Calcio, poi intanto giallo per affaticato, un po' troppo severo forse il direttore di gara, non era un fallo cattivo. Tempo dentro Paucina al posto di Ricotta, sì, al posto di Ricotta, no, al posto non di Ricotta, chiedo scusa, sta giocando da pivot al posto di Carlo Amici. Adesso sembra lui il centrale dietro, vediamo se Paucina effettivamente rimarrà in quel ruolo o se invece, come forse ci immaginiamo, potrà scambiarsi con affaticato. Vediamo, perché oggi l'unico centrale di ruolo potrebbe essere Pitarresi. Qui fa un buon lavoro in realtà Paucina, infatti si scambiano con affaticato e sta lui il centrale in attesa poi dell'ingresso in campo nuovamente di Pitarresi. Nel frattempo è pronto a entrare anche Pietro Alato, un altro under. Ricotta affaticato, cerca la porta, respinta, Ricotta ancora vuole vincere l'impalo, non lo vince, poi Condori con la punta, Don Giovanni si complica tanto la vita, qui sbaglia, poi non scappa, ci mette una pezza, affaticato, torna dietro nelle parti di Alessandro Norfo. Paucina, poi la Rosa, Maniscalco nasconde il pallone, poi la Rosa mette tutti d'accordo. Ricotta vuole il sinistro, può calciare, poi chiude sul primo calciando sotto gli occhi del signor, uno dei prospetti anche qui dal punto di vista arbitrale più interessanti del panorama siciliano. Una grande scalata ai campi della Serie D, C2 adesso C1. Un altro time out, questa volta è veramente di Mister Gallo, che credo possa essere veramente felice per quella che è l'impostazione dei suoi ragazzi, perché stanno giocando una gara contro una delle formazioni candidate alla vittoria di tutto, campionato e coppa, e stanno giocando veramente, e dico veramente, alla pari. Nel tempo tante assenze, dicevamo invece per il 3M Calciacinque, che oggi non ne vede tra i suoi schieramenti Giacomo Catalano, non c'è neanche Palazzotto, Dio, manca anche chiaramente per squalifica quest'ultimo Gianmario Foschi, uno degli ultimi arrivati in casa 3M, lui che con la sua esperienza e la sua chiaramente enorme classe potrà dare una grandissima mano, e lì quando in campo poi ci saranno Amici, Fuschi, la Rosa, veramente difficile così per citarne tre chiaramente, ma potrei dire anche Pitarresi, potrei dire Paucina, Ricotta, insomma la squadra ha un potenziale incredibile per questo campionato. E si torna in campo dunque con Faia. Dori affaticato, fa valere il fisico e anche l'esperienza. Paucina, tacco per la Rosa, allarga dalle parti dell'ex Mistral, Paucina, scontro con Condori, tutto regolare, si riparte, Bon Giovanni, può calciare Bon Giovanni, Norfo, anche infastidito da Paucina, poi scontro con Sorrentino e commette fallo su Paucina, poi si scontra la Rosa, invece è Sorrentino. Tutto ok, non per il signor Bargione che dà il giallo a Sorrentino. Un giallo per parte, intervento effettivamente cattivo da parte del numero 4 che sta giocando una grande gara, rientrato in campo, rientrato al posto di Maniscalco, autore del gol. Affaticato la Rosa, duetta nei due, si ritorna nuovamente dall'ex Mistral, perché ancora il compagno, l'ex compagno di squadra, poi si complicano un po' la vita con Condori che va a pressare fino all'ultimo,
Nel frattempo ancora non è entrato Cristian Calvaruso, l'attuale ultimo in realtà capocannoniere dello scorso campionato di C1. Sorrentino, la rosa, la meglio, Sorrentino, il palo mena il gol per Don Giovanni, forse fa un po' di carica sul morto, ma vicinissimo al raddoppio. Ecco Arato, entrato al posto di Ricotta, invece è pronto a entrare anche Calvaruso. Arato vince il primo rimpallo, non il secondo. Bocina! E poi fa Ia, era ottimo qui l'assist da parte di Arato. Bocina era andato a porta sicuro, non ce la fa. Ha faticato, respinge Molinaro, adesso è una muraglia la Merlo e fa anche bene, visto il risultato che al momento li vede sopra. Arato vuole il mancino, è stato molto bene il numero 20, scorso anno, ricordiamo all'Isola. Ha faticato, si gira, vuole calciare, trova però i glutei in questo caso di Marco Molinaro, grande prova per il centrale. La rosa per lui tutti i minuti in campo, l'unico al momento di movimento per il 3M Bocina e poi Sorrentino, però è stato un ottimo ingresso quello di Bocina, scorso anno stagione felice dal punto di vista dei trofei guadagnati, non molto forse per il minutaggio, ma Bocina adesso vuole forse riprendersi un po' tutto e ha sicuramente le qualità per farlo. La rosa intercetta, Sorrentino, passo doble e non perfetto, Faia allontana quasi a cercare la porta, si vede anche un tocco che non c'è però. Morfo immediatamente dalla rosa, allarga con l'esterno, Arato in campo, Arato con la punta, deviazione, poi c'è ancora faticato come cerca la porta, non la trova, poi Sorrentino allontana come può, ma è un assedio ormai del 3M e credo che per i prossimi 7 minuti di gioco sarà così. Arato con la punta! Arato non sbaglia, regalo da parte di Danilo Don Giovanni e con il sinistro mette un po' lontano, 1-1. Lo stavamo chiamando, lo stavamo aspettando, è entrato Cristian Calvaruso, però è subito da segnalare la posizione, quella di laterale sinistro. Vediamo se giocherà da pivot. È uscito nel frattempo la rosa. Molinaro con mancino Norco, perfetto, proprio fino allontano, ha vinto anche il duello fisico con affaticato, sta aiutando su un po' con le braccia, però il tuo di gara era molto vicino, poi un fischietto molto importante, quello di Massimo Seminara, perché lo scorso anno, fino a fine dello scorso anno Serie A, insomma, ci possiamo fidare, ecco. Baucina, buon lavoro, al momento uno dei migliori. Calvaruso, le finte, rientra invece a calciare, poi Condori, guarda per un attimo la porta, c'è dicendo lui Bon Giovanni, cercandoci la porta, e infatti il Bon Giovanni lo chiama, tutto per il nome, Miguel, dicendo passami questo pallone perché non l'hai fatto. Effettivamente qui dobbiamo dare un po' di ragione a Bon Giovanni. Sorrentino, sempre elegantissimo pallone al piede, poi Arato lo scontro con Baucino, tutto regolare. È entrato veramente benissimo in gara, Baucino è uno dei migliori e credo questa sia una grande informazione per Mister Mosca anche in vista del campionato, perché Baucino in queste condizioni merita di giocare. Arato ha faticato col destro, deviazione, calcio d'angolo. C'è ancora spazio per tante occasioni, mancano di fatti 6 minuti precisi. 6 minuti 0 secondi, questo è quello che manca. Calvaruso per Baucina, era anche coordinato bene, poi non irresistibile il tiro. Condori mette giù non benissimo, sarà rimessa laterale dentro Pitarresi, fuori affaticato e dunque adesso si riforma il posizionamento da centrale per Pitarresi.
Sorrentino per Lucchesi, agganciato laggiù contro Calvaruso, molto demente, infatti è rimasto giù, molto dolorante. Dice tutto ok Calvaruso, dice soprattutto tutto ok il signor Seminara. Adesso Sorrentino ci sta parlando con il signor Bargione, non è diciamo d'accordissimo qui Capitan Sorrentino, non lo è nemmeno Molinaro, sembra effettivamente un po' scomposto questo intervento. Lucchesi è andato giù, Faglia a lungo a cercare i condori di testa, uno schema, poi Calvaruso appoggia per Norfo e dunque si ritorna da Arato, autore del gol al momento dell'1-1. Paucina, Calvaruso, buon aggancio, Sorrentino subito dritto sul pallone, buon lavoro in fase difensiva, ma non è una novità. Arato, che posizionamento Paucina, ancora Arato, sbaglia il passaggio per Lucchese, Paucina in contrasto, Arato allontana, Condori mette giù, rischia tanto, infatti Calvaruso ruba il pallone, Calvaruso sinistro, può calciare, Faia chiude perfetto sul primo palo, ma grande qui una finta veramente messa a sedere un difensore. Schema Arato, è costretto al fallo e anche giallo. Dentro la rosa nel frattempo, fuori Paucina, uno dei migliori fino a questo momento in realtà. Sorrentino lascia lì a Molinaro, anche per lui grande match al momento, partita molto precisa e puntuale quella del centrale. Adesso la rosa cerca il dribbling, gli riesce, anche se non ci sta, poi Bitarresi, Sorrentino esce sull'ex compagno. Arato per la conclusione di Calvaruso che ricomincia dove aveva concluso con il gol. Sempre in Calvaruso che comincia la sua scalata per il record dei gol, vuole superare sicuramente quelli dello scorso anno, non sono pochi, è difficile, però per un giocatore come lui nulla è impossibile. Adesso anche per Mignone in questa partita mancano 4-12, il taglio sul passaggio di La Rosa non va a buon fine, poi Sorrentino, La Rosa molto duro ma anche sul pallone, poi si ferma, molto sportivo. Un contrasto che sembrava effettivamente sul pallone però molto duro, e infatti ha fatto una scelta, La Rosa, quella di mettere il pallone fuori. Rimessa laterale con Lucchese che con grande probabilità restituirà il pallone, anzi senza grande possibilità, credo che sia una certezza assoluta. Nel frattempo il signor Martini della dirigenza del tennis sta evitando che possa essere scivoloso, ma è un po' la fregatura diciamo del palazzetto. Chiaramente il futsal è questo, bisogna anche metterlo in conto, la palla gira più velocemente, si gioca anche meglio, anche più bello possiamo dire, però sicuramente si può scivolare un po' di più. Mignone
La Rosa cambia tutto, Pitar si cerca un compagno al centro, viene murato da Girgenti che fa il suo ingresso dunque al posto probabilmente di Condori, se non abbiamo visto male, è un ex della partita, chissà se dovesse esultare in caso di gol. Mignone, sempre molto tecnico, lo ferma Girgenti, buon lavoro, poi cambia il gioco, è una buona idea ma Molinaro non ci arriva. La Rosa, Calvaruso torna dietro da Pitarresi, adesso apparecchia verso Mignone, si fa vedere Calvaruso ma si torna dalla Rosa, allo spazio, la Rosa perché il secondo palo, Molinaro chiude, sarà ancora corner per il Terame Calciopoli che sta continuando ad aumentare la sua potenza offensiva. Calvaruso, Mignone, adesso è lui Lander in campo. Pitarresi, poi Lucchese molto bravo nelle contraste, palla che passa Girgenti contro Norfo, può cacciare Girgenti, segna ma non esulta, l'avevamo detto, soltanto un cuore verso la tribuna ed è 2-2, pareggio della Merlo. Il più che famoso gol dell'ex, non ha sbagliato, ha calciato sul primo palo, quello non coperto benissimo da Norfo. Ed è 2-2, ha indovinato i cambi Mr. Gol. Più un grande passaggio di Lucchese. Poi da qualcosa. La panchina del tram, non abbiamo capito cosa. Forse cosa che è caduto, uno dei tesserati probabilmente. Quindi diciamo grande assist di Lucchese, intanto qui Pitarresi si è inserito bene, diciamo grande assist quindi del giovane Fabio Lucchese, ex Palermo calcio a 5. Potrebbe rientrare in campo Condori al posto proprio di Girgenti, la partita è durata veramente poco per lui, però quel poco che basta, il poco è bastato per fare gol. La Rosa, sempre molto tecnico, vuole adesso apparecchia, Mignone, scarica per Pitarresi, prende piuttosto male, errore non da lui, rimessa dal fondo. Era anche molto corretta in realtà, 2-2 risultato, 3-3 invece i falli, cerca invece un contrasto con Doris, Minara dice che lo stava guardando. La Rosa cerca e trova Pitarresi, poi Mignone, l'anticipo ottimo di Manescal, corretto in campo, anche lui, posto di Sorrentino. Mister Gallo fa tanti cambi, anche per poco tempo, però li fa questi cambi, anche per non dare mai alla formazione avversaria quel vantaggio per quanto concerne l'ossigeno, lo sa bene Mister Gallo. Mignone, lo spazio, Pitarresi fa un belo, non riesce, Lucchese può ripartire, buona giocata, viene fermato da Calvaruso, poi la Rosa si porta il pallone fuori, sarà rimessa laterale dunque per la Merlo, le prende conto anche il cartellino giallo alle dita di gara, riconsegnato però c'è un giocatore giù, non ci eravamo accorti di tutto ciò, si tratta di Molinaro, dovrebbe essere, infatti è proprio lui, grande partita per il centrale Marco Molinaro, una partita da veterano nonostante la giovanissima età. Squadra molto giovane quella della Merlo, in questo momento con Lucchese, Maniscalco e Molinaro in campo, soltanto con Dori ad alzare un po' l'età sulla carta d'identità, però anche lui comunque non è un giocatore anziano, anzi tutt'altro. Piccolo momento per asciugare, evitare che si possa scivolare lì davanti. Nel frattempo Mister Gallo parla con Lucchese, ne abbiamo sentito parlare Fabio, l'ha chiamato così, il suo nome chiaramente.
rimessa. La Rosa intercetta molto bene, riparte Tren, dall'altra parte c'è Amici che è rientrato Lucchese invece in fase di ripiegamento, perfetto e molto contento Gallo per la sua prestazione. Adesso Peter Resi, La Rosa, vediamo se l'ingresso di Amici potrà dare quel pizzico di qualità in più. Palla in verticale di maniscalco per Condori, sbaglia tutto e si riparte dunque con Norfo verso La Rosa. Amici, Peter Resi, Amici, La Rosa con la punta, non la prende bene. Faglia, va lunghissimo per Lucchese, Norfo riesce a levare il pallone, poi Condori, Norfo! E questa è la parata probabilmente della partita, colpo di rene incredibile. E qui diciamo che Norfo si rifà dopo l'errore del primo gol, forse nemmeno nel secondo è stato perfetto, ma adesso credo che abbia messo tutti d'accordo. Ha fatto una parata sensazionale. Molinaro entra, allontana Pitaresi, palla che arriva lì, maniscalco! Norfo a mano aperta, ancora una volta, grande parata. E adesso sta crescendo l'intensità della Merlo, cresce soprattutto l'intensità della prestazione di Alessandro Norfo. Tempo si infuria Mister Mosca, non è contento della prestazione dei suoi ragazzi. Effettivamente sulla carta sembrava una gara, diciamo, a conclusione di La Rosa, non perfetta, diciamo una gara sicuramente alla portata vista la qualità della squadra delle 3 Calciacentre, ma la Merlo neopromossa sta facendo veramente una partita incredibile, ad armi pari contro la più blasonata formazione di Mister Mosca. Termina qui il primo tempo, risultato di 2-2 tra 3 Calciacentre e Merlo, una partita molto bella, molto interessante che al momento vede due squadre sul risultato di parità. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi sui canali di Sportissimi perché solo qui in esclusiva il secondo tempo della sfida. A dopo! Orange flag.
le sensazioni sono molto positive, vedo che la squadra sta lavorando alla cultura del lavoro, si impegnano tanto, ho dei ragazzi veramente che si mettono in discussione, ho trovato un ambiente importante, un ambiente bello, un ambiente pulito, quindi si può lavorare tranquillamente. Stiamo lavorando ed è da una settimana che lavoriamo intensamente. Domani abbiamo una piccola sgambatura ad Alcamo, vediamo un po' di testare qualche giocatore, ci stiamo conoscendo, siamo sulla strada giusta. Diciamo che a me mi hanno chiesto di fare un campionato di transizione, mi hanno chiesto di fare un campionato per divertirci, un campionato dove con una salvezza tranquilla, però vediamo, strada facendo, vediamo dove ci possiamo collocare. Sono due realtà diverse, Mazara è una piazza grossa, Mazara sono molti tifosi, sono ambiziosi, quindi abbiamo fatto 4 anni bellissimi, ci siamo divertiti. L'ultimo anno è stato disastroso perché è successo quello che è successo, senza soldi, senza società, senza diciamo quello che è successo, cioè, siamo costretti a retrocedere. Però qua è un'altra realtà, qua sono dei piccoli comuni che si sono riuniti e che vogliono fare bene, vogliono creare quell'entusiasmo, la domenica i piccoli tifosi che ci sono, di farli divertire e farli tornare di nuovo a tifare questa maglia. Effettivamente era già da qualche anno che scricchiolava il progetto, che c'erano delle situazioni che non andavano, abbiamo tirato, infatti io l'anno scorso, se vi ricordate, all'inizio del campionato mi hanno chiamato per rifare il nuovo allenatore, io non ho accettato perché vedevo che le cose non erano messe bene. E hanno fatto la squadra, hanno fatto quello che hanno fatto quello, i 7-8 punti iniziali e poi è successo quello che è successo. Mi hanno richiamato e lì mi sono fatto convincere, forse perché sono mazzarese, perché il cuore mi batte sempre giallo-blu, ho accettato, ho sbagliato, ho giusto, l'ho fatto, siamo retrocessi, pazienza, però diciamo che da qualche anno che la società deve incominciare a pensare di quello che vogliono fare. Se vogliono fare bene devono organizzarsi per fare altre cose importanti, altrimenti vedo un Mazzara che non mi piace, diciamola tutta, non mi piace, ma a livello societario ci voglio qualche piccolo imprenditore che si avvicina e che aiuti questi colori. Ovviamente sì, è normale, per la prima volta giocare contro il mio Mazzara non è facile, però io alleno il Borgetto e sinceramente quando andremo lì, rispetto per il Mazzara, per la maglia, ma voglio che vinca il Borgetto.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo della sfida tra Crema Calcio 5 e Merlo Calcio 5, risultato di 2-2, gara entusiasmante che ci ha regalato veramente un grande calcio. Nel frattempo vediamo subito una grande novità, perché tra i pali non c'è più Norfo, spunta Tripoli. E questa sì che è una novità, perché mettere l'under lì significa poter giocare con 4 over lì davanti, e infatti vediamo Calvaruso, La Rosa, Affaticato e Carlo Amici. Dunque un quintetto molto molto importante per questo match. Entra in campo invece Sorrentino con Dori, Maniscalco, Molinaro, poi dovrebbe tornare in porta Faia. Questa dovrebbe essere al momento una delle prime indicazioni, vedremo se pensiamo di sì. Sul pallone vediamo subito Calvaruso, autore di una rete. Un'ottima gara quella dell'attaccante, che conosce la porta come veramente le sue tasche. Lo ha dimostrato anche oggi, non ha avuto molte occasioni, ma probabilmente l'unica avuta l'ha buttata in rete. Insomma, un cinismo importante. Ricomincia anche il secondo tempo dunque con Calvaruso, La Rosa e Amici. Nuovamente dall'ex Mistral, c'è vicino a lui l'ex compagno proprio in quella squadra, Affaticato. L'anticipo di Sorrentino su Calvaruso, buon lavoro qui da parte del 4. Poi si chiede di indietreggiare un po', poi Affaticato, però la conclusione con Dore e Faia senza troppi problemi blocca e fa subito ripartire solo. Affaticato di testa. La Rosa vuole puntare e salta Manisca con la Rosa, c'è il secondo palo, non arriva, poi Calvaruso, il legno Tidino, traversa per il 12, che occasione. Poi conclusione da fuori di Affaticato, si distende, lo fa anche molto bene Faia, attacca Affaticato, Calvaruso mette fuori tempo per fare sull'esterno, poi palla per Amici, che ha provato a beffare tutti cercando una conclusione molto complicata, ma sappiamo che per un piede come il suo non è difficile. Calvaruso per Amici! L'avevamo detto, per un piede come il suo non è mai troppo complicato, e infatti arriva il trit firmato per l'Amici. Il primo gol non si scorda mai con la nuova maglia, e non lo scorderà sicuramente Carlo Amici, che fa dunque il gol del 3-2. Forse non ha fatto un primo tempo eccezionale, ma in questo secondo tempo è partito benissimo. Sorrentino, Maniscalco, palla di ritorno proprio per Sorrentino, non è ottimale però. Affaticato, trova Calvaruso, suola, parecchia per La Rosa, suola anche lui, testo sinistro ancora La Rosa, vuole ubriacare di finta Maniscalco, ci riesce, poi conclusione di Calvaruso, deviata, rimessa laterale, sempre pericolosissima la squadra di casa, che adesso sta cercando di venire fuori e lo sta facendo nel miglior modo che conosce, ovvero giocando a futsal. Amici, La Rosa, ancora per Amici, duettano i due, lo fanno allungando anche un po' i tempi. Calvaruso, Amici, poi Calvaruso, Latelli, Calvaruso, palla deviata da Sorrentino, calcio all'angolo. Poi conclusione fuori immediata di Amici, poi con Dori Tripoli
mette un po' in difficoltà, affaticato, ma riesce comunque a uscirne bene. Amici, prestato altissimo da Molinaro, non sbaglia nulla Amici, e serve di fatti la Rosa che può puntare Condori, lo salta, va sul destro, può calciare e poi invece ci difensa, affaticato, lo fronteggia Sorrentino, poi la Rosa, Amici, dialogano benissimo i due, e cerca un tocco verso Calvaroso, Faia accusa forse un colpo, è rimasto giù il portiere, buona gara anche per lui, uno dei migliori in questo momento sicuramente della Merlo, in generale della partita, possiamo anche dirlo, buone parate, buone respinte, anche grande posizionamento. Nel frattempo Mistergallo approfitta di questa piccola pausa, non è un time out, ma lui un po' agisce come se lo fosse, parlando con il maniscalco vis-à-vis Mister Mosca, dice sia ad Amici che a Calvaroso di salire in pressione, uno su Sorrentino, l'altro su Maniscalco, rimane alto anche la Rosa su Molinaro, e poi lì davanti Condori, mercato già affaticato, queste le coppie, ottimo uscita la pressione, Sorrentino la caccia bene, poi Tripoli fa subito ripartire il compagno Calvaroso, è molto rapido, poi con l'esterno apre le parti di Amici, che col mancino vede affaticato lo spazio, può calciare, Faia respinge, ancora una volta affaticato, vince il duello, poi esce bene Condori, grande lavoro invece di La Rosa, e adesso sta salendo in cattedra, non sbaglia più nulla. Calvaroso, Faia, Calvaroso! Non sbaglia veramente mai! Vince Calvaroso, doppietta, 4-2, e adesso è più facile che mai. È incredibile la facilità di questo ragazzo di trovare il modo di gonfiare la rete, così come dicono i tifosi presenti del 3 Mega 5. Ha ricominciato veramente da come aveva concluso lo scorso anno. In realtà l'ultima partita non esaltante, forse la peggiore della sua stagione, ci riferiamo chiaramente al match contro lo Sporting Alcamo, chiuso con una pesante sconfitta per la compagine di Mister Mosca. Calvaroso non brillò in quel match, ma lo sta facendo quest'oggi, che è la prima stagionale. La Rosa, buon lavoro, viene fermato da Sorrentino, poi Condori ancora per Sorrentino, vince il duello, Sorrentino con la punta, Tripoli va giù bene, calcio d'angolo. Mancano 16 di gioco, manca ancora tutta una partita, risultato di 4-2. Murato qui Molinaro, su questo tiro Calvaroso si è messo davanti. Poi Sorrentino lotta con Amici, palla rimane sempre di Condori, cerca posizione, poi cerca anche un passaggio, in realtà c'era un buco che stava per favorire il tocco sul compagno, poi Molinaro, il palo, che giocata, dribbling con Mancino a seguire e destro che si spegne sul palo, occhiazione. La Rosa salta tutti, poi palla che viene dichiarata dal signor Seminara come fuori, però che giocata di Rosa, non aveva fatto un buon tiro, però la giocata è stata incredibile. Nel frattempo fuori Calvaroso, dentro Paucina, questo è il cambio di Mister Mosca. Nel frattempo il problema viene restituito al diretto interessato, ossia Faia, ma è rimessa, quindi non rimessa dal fondo, rimessa laterale. Condori, buono qui il suo movimento a difendere il pallone. Sorrentino, Molinaro chiede forse un po' troppo alla sua velocità, Paucina l'aveva capito in anticipo e gli ha chiuso la strada. La Rosa, nel frattempo fuori c'è anche Francesco Virruso, portiere alle prese con il ritorno da un infortunio, ma
siamo sicuri che sarà uno dei protagonisti del campionato. La Rosa con Amici duettano, Maniscalco cerca di mordere le caviglie, ci riesce effettivamente. Paucina alza il pallone affaticato con Dori, molto bene il suo lavoro, poi Paucina va sul difendere il pallone, lo fa anche molto bene, adesso allarga il gioco, la Rosa gli va incontro, Paucina fa che un blocco cestistico, infatti Vittorio se ne accorge e indica il calcio di punizione. Molinaro, lui da Maniscalco, buono l'aggancio, la Rosa non lo vuole fare girare, aiuta anche Paucina, fa giù però, calcio di punizione, fallo su Maniscalco, autore del primo gol. La Merlo pieno stagione una grande gara, anche due pali. Sorrentino cerca di ubicare un po' di finta il suo avversario, poi il passaggio non è dei migliori, non ci arriva Molinaro che cercava di un po' sui piedi. La Rosa cambia tutto da Amici, sempre la Rosa. La Rosa ancora cambia, poi il passaggio non va a buon fine. Era anche andato giù in realtà, però tutto regolare. La Rosa allarga per Amici, fa di ritorno Sorrentino, mette come sempre il piede lì nel momento giusto, lì dove c'è bisogno. E di fatti rimessa laterale, Paucina affaticato, c'è largo la Rosa, c'è il pallone adesso, non si punta e calcia, decide di non farlo. La Rosa va sul sinistro, poi sul destro, calcia la Rosa! Si era anche costruita bene l'ex sinistra, poi il tiro non è stato dei migliori, non ha ancora centrato la porta, non ha ancora forse calibrato il suo tiro. Poi sbaglia Maniscalco, nel frattempo con un po' di giocatori in panchina per la Merlo, si riscalda Pellitteri, si riscalda anche Girgenti, c'è anche Gandolfo.